Buongiorno a tutti ragazzi, altra novità nell'ambito dell'astronomia. In effetti, secondo gli scienziati, il nostro Sole si sarebbe inclinato di circa 6 gradi rispetto all'equatore solare. La ragione di tutto ciò rimane un mistero già da decenni, quindi in campo astronomico già lo sapevano. Ora, secondo alcuni scienziati, forse ci sta la risposta a tutto ciò, anche se avevano occultato questa cosa, come sempre, ragazzi. La verità, come dico io, non la mai dicono, quindi dopo tante equazioni, riflessi e osservazioni, hanno detto che secondo Elizabeth Bailey, un'astrofisica e scienziata presso il California Institute of Technology di Pasadena, il nostro Sole sarebbe stato inclinato da un pianeta molto massiccio. Quindi torniamo a riparlare del pianeta 9, che sarebbe un corpo celeste che secondo alcuni starebbe fuori, diciamo, il nostro sistema solare, cioè ai bordi proprio, e avrebbe influenzato tutti i pianeti situati nel nostro sistema solare. Quindi, tuttavia, gli esperti non credono che quel piano ruoti a un'inclinazione di 6 gradi rispetto al Sole, il che ci dà l'impressione che il nostro Sole non sia come dovrebbe essere. Quindi una notizia, diciamo, particolare, ragazzi. E difatti lo dicono poi questi qua. Per anni nessuno è stato in grado di spiegare come era possibile una cosa del genere. Allora, giustamente, si sono stati zitti e ho detto finché non troviamo una risposta a tutto ciò è meglio tacere. E così hanno fatto, in effetti, per anni non hanno parlato di nulla, perché è un mistero, dice, così forte e così difficile. No, di 6 gradi, avvocatello, non 3, 6 gradi. Dice è un mistero così difficile da spiegare che semplicemente non ne parliamo, quindi non sanno che dire, quindi solo un massiccio corpo celeste più grande del Sole potrebbe aver influenzato lo spostamento solare di 6 gradi, quindi il Sole ragazzi è gigantesco, quindi per spostare il Sole ragazzi ci vuole qualcosa di più grosso, almeno ci vuole qualche cosa, non dico il doppio, ma più grande del Sole sicuramente. Quindi, a parte poi l'inclinazione del Sole, ci sono tutti gli altri 8 pianeti che stanno come non dovrebbero stare. In effetti, ogni pianeta poi ne ha subito le conseguenze. Quindi, a partire dal Sole e tutti gli altri pianeti, tutti quanti hanno subito questa influenza. Quindi, però, la maggiore, quella che è l'ha avuta, quello del Sole, in effetti, è un decennio comunque che sta questo problema, nessuno ne ha parlato perché nessuno poi sa spiegarlo. Quindi l'unica spiegazione che possono dare è che solo un pianeta molto più massiccio del Sole ha potuto influenzare, cioè inclinare di 6 gradi la nostra stella. Che ripeto ragazzi, guardate già dalla foto, questa è una fotografia, ma così guardate la Terra rispetto al Sole oppure gli altri pianeti, ragazzi, non c'è proprio differenza. Quindi immaginate adesso qualcosa di più grande di questo, quindi che starebbe pure ai bordi. No, no, MG, qua si parla proprio del Sole. Proprio questo l'ho trovato proprio. eh, Ha inclinato il Sole di 6 gradi, quindi parla proprio del Sole. Vabbè, può darsi che questo sia un'altra cosa, ma qua parla proprio del Sole, proprio in effetti come stella. Qualcosa ha influenzato, diciamo, il Sole, l'ha fatto spostare di 6 gradi. Poi la Terra è un'altra cosa, con le bombe e altre cose, può darsi pure che si sia spostata la Terra pure. Però qua parliamo proprio del, diciamo, del Sole proprio, quindi non parliamo della Terra. La Terra si può anche spostare e intanto questo è addirittura questo l'ha detto Elizabeth Bale, astrofisica e scienziata presso il California Institute of Technology di Pasadena, quindi una ricerca scientifica che sta sui libri, diciamo, sul sito quel giornale Scienze, quello là americano, quindi su una rivista molto importante dei, diciamo, americani, quindi dove stanno tutte le scoperte scientifiche, tutte in quella rivista che è molto famosa in America
e non credo che questi possano scrivere chiacchiere oppure cose così, anche perché è un giornale molto scientifico, quindi io sono andato lì, l'ho trovato online e ci stava questa scoperta di questa scienziata. Quindi non credo che mettere una notizia così su una rivista così importante a livello scientifico, dove ci stanno tutti quanti a livello di NASA, ESA, non lo so, comunque è uscito su un articolo di un giornale che da oltre 30 anni tratta notizie scientifiche a livello internazionale, non si parla a livello così così. Non lo so, comunque parlano di circa 6 gradi rispetto all'equatore solare, quindi la ragione di questo dicono è un mistero astronomico già da decenni. Non ne hanno parlato perché giustamente dicono che cosa diciamo? Allora hanno fatto solo l'ipotesi di un pianeta molto più grande, quindi non ci sono spiegazioni perché anche se dice che questo potrebbe essere stato adattato nel corso dei 4,5 miliardi della vita del Sole. Una di queste spiegazioni è che potrebbe esserci stato uno squilibrio della massa del nucleo del Sole, quindi ci sono tante teorie, però la più forte è quella che è molto probabilmente influenzato da un pianeta massiccio, invisibile, circa 10 volte più grande della Terra, con un'orbita sconcertante che sia circa 20 volte più lontana dal Sole, tipo come Nettuno, diciamo. Quindi la curiosa inclinazione è stata a lungo un mistero per gli astronomi e lo è ancora. Quindi non sanno, non possono dire nulla perché devono ancora trovare il pianeta, questo qua che l'avrebbe fatto, diciamo, inclinare. Quindi sono tutte teorie, però il Sole è inclinato. Quindi non sanno perché. Può darsi pure che non sia il pianeta 9, può darsi pure che sia stato il nucleo del Sole, però loro non sanno che cosa sia, anche se quella lì più possibile è appunto un corpo massiccio che avrebbe spostato, diciamo, di 6 gradi il Sole, però ci vogliono le prove, come dice lei, quindi ha ragione, senza prove dove andiamo? Possiamo fare solo tre teorie, però la terza è quella che appare più logica. Però per adesso ragazzi rimangono solo teorie, quindi fatti zero, quindi rimane un mistero al finale, quindi non vi posso dire nulla, questo è quello che ho tradotto e questo è quello che vi dico, quindi non saprei neanche io, quindi secondo me forse ha ragione la signora, perché per spostare secondo me è una cosa più grande del Sole, perché il nucleo che c'è, il nucleo è, diciamo, è una cosa liquida che sta all'interno del Sole e non credo che sia dovuto ad esso, non credo. Un impatto sul Sole di un meteorite, no? E che ci fai al Sole? Dovrebbe cadere tipo un pianeta quanto il Sole per spostarlo e neanche è avvenuto. L'unica teoria è che ai confini dell'universo, cioè ai bordi del nostro universo, ci sia qualcosa di più grosso. Sì, allora il Sole c'ha un nocciolo, c'ha un nucleo fatto di liquido incandescente, quindi ha proprio un... Sì, vai a vedere, avvocato, ci sta proprio un nucleo, solido e liquido. Da sempre ce l'ha avuto, basta che vai a vedere se il Sole come è composto e ti rendi conto di come è fatto. In effetti ci sta queste protuberanze fuori che si, diciamo, è come energia che si scontra con un'altra energia ed esce la fiamma, diciamo, il calore. Poi dentro ci sta un mantello spesso non so quanti chilometri, poi ci sta un nucleo solido e poi ci sta il nucleo liquido, quindi l'interno, proprio il nocciolo internamente della Terra è liquido. Poi ci sta un nocciolo proprio. Avevi 4 invece, che si vede, avvocato? Non lo so perché l'ho studiato a scuola, quindi me lo ricordo ancora bene. Che ha due nuclei in effetti, uno solido e uno liquido. Quindi, ma non credo che sia dovuto al nucleo, quindi. Quindi credo più un pianeta che possa influenzare, diciamo,
il campo diciamo magnetico, quindi influenzare un pianeta, perché qua non si parla che ha inclinato Sole e Sole, ma tutti gli altri pianeti non stanno come dovrebbe stare secondo le leggi della fisica. Quindi non è solo il problema del Sole, anche la Terra, Nettuno, Venere, tutti gli altri pianeti rispetto al Sole stanno in modo diverso, quindi come qualche cosa avrebbe influenzato sta cosa in generale, quindi il nostro sistema solare in effetti è un po' strano, diciamo così per essere più semplici. Quindi a parte il Sole che sarebbe inclinato di 6 gradi, poi tutti gli altri pianeti non è che stanno come dovrebbero essere, cioè almeno secondo la fisica che conosciamo noi. Quindi come sempre mistero su mistero e la verità qua dopo 10 anni l'hanno detto, guarda, hanno fatto presto stavolta, dai. Perlomeno ci hanno trattato stavolta, dopo 10 e dopo un decennio ce l'hanno detto, guarda. In effetti lo sapevano già da anni e anni. Solo che stavolta forse hanno trovato la risposta, allora si sono sbilanciati un pochino. Ah, a noi non cambia nulla, no, figurati, alla fine non ce ne siamo neanche accorti al finale, quindi. Però voglio dire io che, che l'aveste detto 10 anni fa, oppure oggi che cambiava. Secondo me non cambiava niente, tanto comunque vivevamo lo stesso, non è che ha causato chissà che. O forse, che ne so, può causare terremoti, che ne so. Eh, può darsi pure tutte queste cose qua, va a capire poi che cos'è. Però un fatto, io dico, strano, va. Vabbè ragazzi, vi auguro buona continuazione, vediamo che... Oh Marco, vediamo che notizie troviamo, questa è un po' astratta come dico io, però se lo dicono gli scienziati, beati loro, quindi vediamo col tempo se avevamo ragione o avevamo torto. Ciao Marco, ciao Bagatella, ciao a tutti.